Sodoma e Gomorra in salsa, pardon, in segatura manzanese. L'eresia moderna che si manifesta in una delle culle dell'antico patriarcato d'Aquileia. Da tempo ben definito il distretto della Sedia, come dicono i tecnici, è andato a signorine. Gli sfarzi di un tempo si sono sbiaditi e disciolti come la neve al sole. Ma l'apertura del club privato dedicato agli scambisti, sorto a Manzano lo scorso 5 gennaio, ha scatenato le polemiche. Da una parte i puri che attaccano questi luoghi sacrilegi come fonte del diavolo, chi, i fedelissimi, come modi alternativi al divertimento. Sta di fatto che la vicenda ha distolto l'opinione pubblica dai reali problemi che affliggono il manzanese: crisi dell'indotto con le aziende migrate in altri lidi, disoccupazione crescente e mancanza di alternative come per magia sparite. Ora tutti a gridare al lupo contro il nuovo che avanza. Una nota imprenditrice di Butrio che minaccia i 420 di abbandonare l'immobile perché è il luogo del peccato che macchia di fatto con la sua presenza il buon nome della Sedia. La Chiesa nicchia sulla vicenda, mentre l'amministrazione comunale farà luce, sperando che non finisca come il centro commerciale cinese. Per fortuna dei proprietari del club privé, Torquemada, il grande inquisitore, ci ha lasciato da tempo, perché altrimenti anche per il distretto della Sedia vale il concetto sic transit gloria mundi.